La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Sponsored by... Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccocchannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buonasera amici di Lecco Channel e benvenuti su LCN Stadio per la partita che andrà in onda tra pochissimo con Lecco e Renate. Potete seguire la partita, come sapete, sulla radio, su Lecco Channel, sul web, oppure su YouTube con LCN Stadio, che praticamente è in diretta. Salutiamo i nostri ospiti. Alla mia destra, che commenterà la partita insieme a noi, Giuseppe Mazzoleni. Ciao Giuseppe. Ciao Albino, buonasera a tutti. E alla mia sinistra un volto noto, un valente scouting, Paolo Rota, che tra l'altro sei una gloria tu Paolo, perché sei lo scopritore di Locatelli. Esatto, sì. Uomo nazionale, uomo Milan, uomo Sassuolo, uomo nazionale, uomo Juve. Andiamo in linea Walter. Ciao Walter. Okay. Allora abbiamo già in linea Walter. Walter, mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Buonasera a tutti gli ascoltatori di LCN Stadio e i tuoi ospiti. Allora, è una partita importante, inutile nasconderlo, quindi... E non nascondiamolo. Speriamo di fare una buona prestazione. Allora, rispetto agli schieramenti di domenica e lunedì, abbiamo per quanto riguarda il Lecco 2 variazioni: Giudici al posto di Seliak e Ganza al posto dell'infortunato Tordini. Abbiamo visto. Ascolta, ci vuoi dare tu le formazioni intanto, complete? Assolutamente. Allora, partiamo dal Lecco, che era Pissardo, i 3 di difesa, Merli Sala, Marzorati centrale, Enrici sulla sinistra. I 2 mediani sono Craia e Mazzini, Zambataro a destra e Giudice a sinistra, Iocolano dietro alle 2 punte che è Mastroianni. Walter, scusa, puoi avvicinare il telefono? Si sente un po' distante. Sono vicinissimo, così mi sento. Sai cosa, che c'è la musica in sottofondo e... Mentre per quanto riguarda il Renate, ci sono 3 cambi rispetto alla partita che ha giocato lunedì contro la Provercelli. In porta Drago, i 3 difensori sono Silva, Possenti e Ermacora. Ranieri regista con Baldassin e Galuppini a centrocampo. Anghileri esterno destro, Marano esterno sinistro e davanti Maestriello che affianca Shakir l'altra punta. Esatto. Allora, nota di redazione: ma il Renati che ha giocato lunedì, quindi ha un giorno di riposo in meno rispetto a Lecco. Esatto, ha un giorno di riposo in meno perché ha giocato nel posticipo lunedì sera contro la Provercelli, la partita è finita 2-2, quindi niente. Allora, in pratica ha un giorno in meno. Senti Fritz, affluenza del pubblico come possiamo calcolarla? C'è un bel pubblico. Nella curva a sud sono stipati tutti i ragazzi del settore giovanile, che comunque contribuiscono a dare calore, un aspetto più caloroso allo stadio. Certo. Allo stadio. Sì, c'è un bel clima, un bello spettacolo, e speriamo che anche il campo offra una bella prestazione, una bella partita soprattutto. Esatto. Poi un'ulteriore domanda che ti volevo chiedere è: giochiamo con i 3 over, cioè con i 3 under noi, giusto, dall'inizio? Esatto, e ha rinunciato al quarto under schierando Ganzi in attacco al posto di Tordini. Sì, ma questo è doveroso però, secondo me è giusto. Sì, quindi per il momento partiamo con 3 under e niente.
e poi vediamo nel corso della partita come va, insomma. Benissimo, allora ci risentiamo, stai attento al telefono, ti richiamiamo noi nell'intervallo per... Quando volete io sono a disposizione. Esatto, per capire come è andato il primo tempo e poi ci sentiamo alla fine della partita. Grazie, buona gara. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao Walter. Ciao. Intanto le formazioni stanno entrando in campo, la prima ad schierarsi sulla parte destra della tribuna è il Renate, e poi il Lecco si sta piano piano posizionando al centro del campo. Mi sono dimenticato di chiedere a Walter come sono le condizioni del terreno di gioco, però mi sembrano ottimali da quello che possiamo vedere. Ma questo è un tipo di terreno che non sente molto, diciamo, la parte meteorologica, Paolo? Ma no, deve piovere un giorno. Sì, un catino ogni centimetro quadrato. E poi dopo si riesce a portarla a termine. Sì, assolutamente. Intanto, mentre ci sono i saluti e si sta decidendo la parte del campo, possiamo dare i risultati delle partite di ieri. Albino Leffe Juventus 2-2, Fiorenzuola Pergolettese 3-1, Legnago Pro Patria 2-3, Prosesto Padova 2-2, Seregno Vecon Verona 1-3, Alto Adige Piacenza 2-0, Trento Feralpi 1-2, Triestina Mantova 2-1, Provercelli Giana 1-0. Volevo chiedervi, ho dato un'occhiata così veloce alla classifica, insomma, se il Lecco dovesse vincere oggi, incrociamo le dita, perché questa è una partita, è sempre stata, anche se l'anno scorso l'ultima che abbiamo fatto l'abbiamo vinta per 2-1, è sempre una partita maledetta, perché questa è una bella squadra. Dico a Paolo, scusami Giuseppe, voi sapevate che il signor Galuppini, che voleva smettere di giocare a pallone, era uno che giocava nella primavera della Sampdoria con Icardi? No, lo sapevo che arriva dalla Sampdoria, ha fatto il settore giovanile insieme, con una carriera diametralmente opposta poi successivamente, però ha segnato una marea di gol in quella coppia di gol di attaccanti lì. E vuol dire che ha fatto uno scouting abbastanza giusto, perché tante volte seguendo quei giocatori qua si riesce a beccare quello giusto. Certo. Bene. Allora, stavamo dicendo appunto che l'occasione è ghiotta perché senza dirlo, con un ottimo risultato il Lecco balzerebbe molto in alto in classifica. Insomma, è una partita importante sotto tutti i punti di vista. Il Lecco è chiamato a riscattare il pareggio così di domenica scorsa, un po' sfortunato a Mantova, l'abbiamo già stracommentato. Nel frattempo è iniziata la partita e il Renate in divisa bianca è schierato dalla sinistra alla destra rispetto alla tribuna, mentre il Lecco chiaramente parte dalla sud alla nord. Nel frattempo c'è un calcio di punizione per il Lecco per un fuorigioco e siamo appena partiti. Kraja è sul pallone, serve all'esterno Merlisala che fa salire, cerca di dialogare a fondo campo e fa salire, cercando di far salire la squadra. Il Renate subito c'è un errore di appoggio, di controllo anche. Fa salire subito il Renate i propri avanti con un pressing elevato. Il Lecco ha sbagliato un appoggio e per adesso Renate è in avanti con una rimessa laterale all'altezza della panchina, se ne occupa, palla in mezzo, Kraja riconquista il pallone, Mastroianni, poi i giudici, poteva esserci fallo su di lui. Siamo usciti bene. Kraja sta facendo delle ottime prestazioni. È un giocatore che lì in mezzo lui si sente quando non c'è. Lui ha tanta quantità, compreso anche un po' di qualità, però è un giocatore che molto determinato, uno che recupera, corre, sbaglia, però sono giocatori che ti sistemano un po'. Io mi aspetto molto da quello che ha la palla adesso Zambataro, che sta scendendo, Giuseppe, no? Sì, scende sulla sinistra, arriva sul fondo, salta quasi un giocatore, lo dribbla, cross in mezzo, non c'è nessuno del Lecco. Era una bella palla, però.
È stato bravo Zambataro a liberarsi, aveva 2 difensori del Renate su di lui, è riuscito a liberarsi e crossare in mezzo all'altezza del dischetto, ma nessuno è riuscito a impattare la palla. Allora c'è la curva nord, Giuseppe, mi pare di vederla molto gremita. Sì, bene. Questo è importante perché con questi orari qui, le 18, gli orari sono proprio sì, allucinanti. Che poi stasera non fa neanche tanto freddo, no, perché no, dovrebbe essere proprio gennaio, quelli lì sono finiti. Allora, dimmi Albino. No, dicevo a Paolo, io ho visto tra l'altro, proprio un inciso velocissimo, la partita Provercelli Gianna che è finita 2-1 con un rigore che secondo me è stato regalato alla Provercelli in maniera anche piuttosto vistosa, no? Ma dico, non c'è Provercelli, una squadra che per dominare il campionato si trovava dietro noi prima di questa partita e in una certa crisi. Non ho visto neanche un organico particolare. Ricordo la prima partita del Lecco dove sembrava che avevano vinto chissà che cosa, anche lì con un rigore a 3-4 minuti dalla fine. Vinto con un rigore, sì. Sono omaggiati non solo la Provercelli, talune squadre di rigori veramente un po' così dati con una certa leggerezza. Beh, noi ne sappiamo qualcosa in quel di Fiorenzo. No, Iocolano scende, Sì, Iocolano gioca bene la palla. Bel lancio. Sì, sulla destra per Giudici, indietro il Lecco sta manovrando sulla parte destra, palla lunga in mezzo, niente da fare, era la corrente Ganz, ma il lancio è stato troppo lungo, è arrivato Drago sulla palla e ha intercettato il pallone. Siamo giunti al quarto minuto, 0-0, partita in studio, interlocutoria in questo momento, le due squadre sono molto attente, per adesso privilegiano i lanci lunghi, attenzione, Kraja spazza, certo che Kraja è cresciuto tantissimo nelle ultime 3 o 4 partite, è un po' un giocatore tutto campo, contrasta. Io l'ho visto con il Grosseto, me lo ricordo bene. Sì, è un bel prospetto, un giovane molto... E lui mi sembra che sia un 2000. Vediamo te lo dico, sì, è un 2000. Questo è un 2000, un ex Atalanta anche lui. Sì, Atalanta, io li ho visti giocare lui, Zambataro. Come Zambataro, poi nel Renate ci sono dentro ancora, c'è questo Ranieri che è un 97. E poi c'era Reda nell'Ecco anche. Reda e anche Possenti, ecco qua, Possenti che è un 92. Esatto. Questi sono tutti ex Atalanta che di prospettiva erano buoni. Speravo che Kraja riusciva a fare qualcosa di... Questo è un giocatore secondo me però che in una squadra importante dà un suo bel contributo. Sì. Anche perché poi perde pochi palloni e poi è rognoso, è tignoso. È un giocatore che lui è poco famoso, sta sul giocatore, lo marca, gli fa sentire la presenza, però non lo lascia ragionare. Bravo, sì. Nel frattempo la palla scorre via, è arrivata al portiere del Renate, manovra all'altezza della linea dell'area Renate, il Lecco sta cercando di pressare alto a sua volta, però ribadiamo ancora una fase di studio, non c'è un predominio particolare. Non c'è un grande ritmo, se non sbaglio. No, ma è una fase ancora di studio. Io penso che poi non è ancora la partita non è ancora partita. Sì, e quindi le due squadre per il momento si stanno studiando. Poi si stanno studiando perché vogliono vincere tutte e due. E allora prima di fare bella palla questa, ecco. Recupera ancora il Lecco in avanti. In questo momento cross in mezzo, Zambataro sulla sinistra, addomestica la palla, cross in mezzo, deviazione, tiro di Mastroianni respinto da un difensore. Si è attorcigliato per calciare. Sì, è stata una bella occasione, fallo adesso. No, non l'ha fischiato, riprende il Lecco con Zambataro sulla sinistra, attenzione, si accentra, palla in mezzo, sbaglia l'appoggio. Mastroianni e la palla sfuma e adesso c'è un calcio di punizione per un fallo di Enrici all'attaccante, sull'attaccante Ranieri del Renate.
mi veniva il Mantova perché a furia di ripeterlo non si è ancora visto troppo Masini, mi pare, Paolo. Masini è ancora un po' entrato in partita, ma secondo me è una partita di studio per loro, perché evidentemente loro vogliono vincere, Lecco vuole vincere e nessuno si vuole sbilanciare, non vogliono aprirsi troppo, degli spazi. Intanto Kraja recupera l'ennesimo pallone, rilancio lungo, Mastroianni lotta, però io guadagna un... Giuseppe, non so se sei d'accordo con Paolo, io quest'anno a Mastroianni gli do un bel 10 per il lavoro oscuro che fa. Lui è un gran volenteroso, io credevo che l'anno scorso c'era anche stata poca possibilità che lui giocava, però quest'anno si è ripreso un attimino, anche se alterna a delle prestazioni, per esempio col Padova ha fatto una grande partita, però secondo me lì ci manca anche un attaccante che e poi non abbiamo un centrocampo, manca giocatori di qualità, abbiamo questo Crai, abbiamo Lora, però non ho ancora visto bene questo Lacti qui della Fiorentina, questo non lo conosco, si è visto poco anche perché continua a fare convocazioni giustamente dalla sua nazionale, però poi un calcio d'angolo dalla sinistra, Iocolano ribattuto in fallo laterale. Io dicevo di Mastroianni, ragazzi, perché mi sembra che Mastroianni faccia comunque un lavoro importante, nel senso che tiene sulla palla, aiuta, fa la lotta, fa la guerra. È uno che lotta, capito? Ciò che l'anno scorso evidentemente giocando poco, entrava così, non riusciva mai perché non è facile. Kraja tiro e Drago para. Ha recuperato un ottimo pallone sulla tre quarti campo. Struttura importante questa. Io per me questo è il vecchio mediano una volta, bravo. Guarda anche fisicamente è un giocatore che tu non puoi farne a meno, perché lui c'è sempre in tutto il campo, recupera, imposta. Bene, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo qui su LCN Stadio per la cronaca e il commento di Lecco Renate. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Trovati su Lecco Channel LCN Stadio per Renate Lecco, anzi Lecco Renate, e Giuseppe, come si è messi? Allora, siamo giunti all'11° minuto del primo tempo, sempre 0-0, poco fa ha battuto un calcio d'angolo Renate. Nulla di fatto, adesso senza patemi d'animo. Esatto, il Lecco manovrare e Pissardo sul pressing dell'attaccante del Renate è costretto a mettere in fallo laterale. C'è da dire che è stato un rinvio molto pericoloso, perché l'attaccante del Renate in scivolata era riuscito quasi a giungere sulla palla tra i piedi di... Allora, scusami, Kraja c'ha la calamita, tutti i palloni arrivano da lui. Bravissimo, in questo momento Lecco fallo anche su... No, non l'ha fischiato, ha giudicato l'intervento sul pallone. Allora, aprirò una mia vecchia polemica con gli arbitri attuali della Serie C, che sono di un livello bassissimo. Ganze ancora a terra, è entrato sulle caviglie pesantemente, rivediamo l'azione, e ha preso palla e caviglia, però era fallo. Questo è fallo. Fallo tutta la vita. Sì. E nel frattempo un altro fallo, punizione per il Lecco all'altezza della tre quarti campo sulla destra, vediamo Iocolano che si appresta alla battuta, vicino a lui vanno Giudici e Zambataro e vediamo cosa succede. L'area del Renate si sta affollando dei giocatori, c'è Marzorati, Merlisala, Mastroianni, insomma Masini. Ma rispetto a tanti anni fa non gioca mai nessuno sul secondo palo,
Sono cambiati un po' tutte le situazioni, il sistema. Cross lungo in mezzo, esce Drago di pugni, respinge, il solito Kraja mette giù la palla per manovrare, sbaglia il passaggio, ma la recupera. Non è così lui. Micidiale, bella palla, peccato se questo controllo difficile peraltro in corsa di Ganz fosse riuscito, poteva esserci del pericolo. Riferito a Ganz, Lecco, parlavamo di punta prima, Paolo, e c'è un'attesa sulle punte, però ecco il tipo di punta che Ganz è un opportunista, un uomo, un rapinatore d'area, è uno che si brucia il tempo, non è il bomber classico. No, assolutamente no. Lui magari è svelto anche di mente, ma ti può metterla dentro come vuole, però non è il classico goleatore che ha bisogno. E lui è un giocatore alla Inzaghi, se vogliamo metterla ad alti livelli. No, ti dico per questo, perché domenica quando eravamo a fare la partita giù a Mantova, parlavamo con un giornalista di Mantova, diceva guarda, noi ha fatto bene, ha fatto 10 gol, ci ha messo anche in una situazione di riposo mentale, perché loro non è una grandissima squadra. Però mi ha detto, quando ha fatto il gol ha detto questi sono i gol di cose, e io sono d'accordo, perché c'era un signore che diceva ma Ganz il bomber è sponda mia, ma ho capito, ma non è che sponda mia, è un giocatore diverso, è un giocatore con quelle qualità lì balla in giro gli arriva la mezza palletta, esatto. Come ha fatto il gol domenica, è arrivato lì, si è inserito dentro, certo. Gliel'ha messa bene, che poteva essere sul filo del fuorigioco. Sì, Mastroianni ha fatto un signor passaggio domenica. C'è da dire che però non ha giocato molto Ganz fino adesso, però insomma forse anche fuorviati dal cognome magari ci si aspettava qualcosa di più. No, è che poi tutti guardano le tabelline e il numero di reti. Attenzione, c'è un attacco da parte del Renate sulla fascia destra. C'è Erici che va in marcatura, cross in mezzo, libera, bravissimo Merlisala, ancora il Renate davanti, entra in area, vuole liberare il sinistro e Pissardo grande parata con i pugni su un tiro di Galuppini, Pissardo di sinistro, bel portiere questo, sì. Con un tiro di sinistro Galuppini ha attraversato tutta l'area a destra e a sinistra, poi di interno sinistro e Pissardo. Se tu guardi Galuppini come fa al gioco, lui il gioco fa sempre parte e si accentra, poi tira a giro, a questa tiro forte o tiro a giro, e queste ha le sue qualità, non bisogna dargli la possibilità. E quindi è andato cross in mezzo, libera Merlisala quasi all'altezza della linea di porta, ancora Renate in avanti, palla in mezzo, respinge. Stiamo parlando comunque di due organici di squadra, Giuseppe e Paolo, che si equivalgono. Sì. Perché è evidente che magari il Renate riesce comunque tutti gli anni a costruire su quei 4-5 perni il resto della squadra. Però è anche evidente che Fracchiola secondo me ha fatto un buon lavoro, portando a casa che dei giocatori. Renate ancora in avanti, brutto fallo. Questo è pericoloso. Intervento di Marzorati su Maestrello, siamo all'incirca ai 20 metri più o meno di distanza dalla porta, posizione centrale, adesso pericolo per il Lecco. Vediamo, ci sono due giocatori sulla palla, vediamo come schiera la barriera Pissardo. La tira in porta. La chiede sulla parte sinistra, a sinistra della propria porta. Due giocatori del Renate a disturbare in barriera. Barriera folta, praticamente non so cosa vedrà Pissardo. E bisogna vedere come gliela tira. C'è Galuppini, sembra lui sulla battuta. E lui c'è il tiro. Vediamo, siamo giunti al 17esimo del primo tempo. La barriera. Ha colpito la barriera in pieno. Sì. Meno male. Ha tentato la battuta forte più che a piazzarla a scendere e non ha sortito nulla di che. C'è da dire che, signori, da 5 minuti insomma Renate ci ha chiuso nella nostra metà campo. Ma senza creare chissà cosa, perché poi noi abbiamo Lecco, c'è un po' abbiamo un po' questo
questa maniera di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, non vediamolo anche mezzo pieno, cioè, stanno facendo la loro gara come noi facciamo la nostra, ma non è che ci hanno creato dei grandi pericoli. C'è stata quella parata lì. Sì, è vero. Sì, no, diciamo più che altro una presenza territoriale. Sì, ecco, questa senza... è più aderente a quello che si sta vedendo. Sì, tra l'altro ennesima palla recuperata da Kaja, se non sbaglio ne ho già contate 3. Sì, ma lui, come dice Paolo Rota, lui è un giocatore così, praticamente se ci fossero 12 palloni ne recupera 11. Ecco. Intanto Pissardo lancia lungo, però c'è un po' un buco, ecco, al centrocampo siamo un po' troppo lunghi. Nel frattempo Renate manovra in avanti, pallonetto, non fa mai gol così. C'è stato un pallonetto a scavalcare Ricci e Zambataro da parte del solito Galuppini, poi ne ha saltati 2, poi la conclusione, quella presa sullo stinco. Sì, la conclusione è andata alle stelle di sinistro, adesso si appresta alla rimessa dal fondo il Lecco. C'è da dire che insomma adesso, dando un'occhiata alla curva sud, anche i tifosi del Renate sono giunti nutriti a Rigamonti Ceppi. Sono tutti di Lecco quelli lì, se pensi perché sono tutti i ragazzini l'ho detto prima, sono i ragazzini delle giovanili. Questa è una bella iniziativa perché mandi i ragazzini a vedere le squadre più avanti, quella prima squadra, e gli fai anche venire voglia di diventare qualcuno, magari gli dai una mano, poi un piccolo premio, non è che gli si possa andare chissà che cosa. Sì. Abbiamo una interruzione pubblicitaria segnalata dal nostro regista Riva e quindi noi andiamo in pubblicità. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. No, è uno che sa già ben rientrati in cronaca. Siamo noi stavamo chiacchierando proprio come nel salotto della stazione. Intanto rimessa laterale per il Lecco in avanti, adesso Renate tenta il contropiede, bravissimo Marzorati grande controllo qui, chi è questo? Masini, sì, ha fatto un controllo in uscita bravissimo. No, si stava parlando nell'interruzione pubblicitaria, Paolo diceva di Buso come mai insomma si è visto poco fino ad ora. Ha avuto qualche piccolo problema di carattere fisico e quindi hanno dovuto prepararlo. Teniamo conto che questo è tutto dell'Ecco. L'ha preso dov'era? L'Avanese era o Sesti Levante? Attenzione intanto sulla destra, cross in mezzo. Chiede il rigore per una trattenuta a Mastroianni all'altezza dell'area piccola. Io non so se c'era, però ci fanno rivedere le immagini dei nostri poi magari nel replay vedremo, perché attenzione, parla ancora lei con Masini che ha la castagna, questa volta è alta. C'è stato ancora Mastroianni che si rivolge al direttore di gara protestando. Rivediamo l'azione, cross in mezzo e c'è una trattenuta alle spalle, non so quanto possa essere determinate, però. Sì, le mani sul corpo di Mastroianni e del difensore si sono viste. Ce l'ho dati conto di sì. Allora, secondo me sono sempre rigori larghi, nel senso che li danno via un po' facilmente, però contro il Lecco l'hanno dato. Cioè diciamo che Mastroianni si è appoggiato al difensore, il difensore grande palla, no, non è fuori gioco. Sì. Porca miseria. Sì, c'è stato un bellissimo lancio lungo, però mi è sembrato subito che fosse un metro più avanti Iocolano, infatti si è alzata la bandierina al 22esimo, tentativo di bucare la difesa da parte del Lecco, non ha avuto esito positivo perché Iocolano è partito in fuorigioco e la partita vive un po' così, a fiammate. Però siamo, io
non avendo mai giocato a calcio, ma avendo solo così vissuto come uno spettatore appassionato, dico, siamo al 21esimo, è normale che in un campionato così serrato di impegni, perché gioca ogni 3 giorni quasi, no? Cioè, sì. Poi ci sia il momento in cui ti senti magari più in palo, parte l'azione bene, e poi momenti in cui fai fatica a stare dietro. Attenzione a Renate, c'è ancora tutto deviato. Il tempo che vuoi. Sì. C'è stato un cross in mezzo di Maestrello che è stato deviato da Kraja, l'immancabile Kraja. No, il cross in mezzo di Ciacchi, sì. C'è da dire, io porto gli occhiali, però devo dire che i numeri sulla maglia di Renate si vedono veramente poco. È una maglia pigiama. Esatto, c'è questo grigio che con le luci riflette. E poi ho una battutaccia da farti, è finita questa azione. Attenzione, in mezzo, benissimo. Tentativo di battuta al volo. Dalla bene. Sortisce male perché subito poteva ripartire benissimo Iocolano, ma è stata data male la palla. Sì, intanto Ranieri va avanti, Pissardo paratona, vediamo se c'era fuori gioco. Sì. Fuori gioco, però Ranieri si è incuneato tra i centrali, ha servito fuori gioco. Silva che ha battuto a rete, Pissardo l'ha parata, però era in netta posizione di fuorigioco. Giuseppe, la battutaccia te la faccio adesso che siamo in una fase di disimpegno. Sì. Allora, palla Mastroianni che la difende bene, si fa fare fallo. Sì. E tu dicevi nella curva sud, no? Allora, se il Renate a Meda avesse tutti quegli spettatori lì che sono i ragazzini del Lecco, sarebbe una squadra con un pubblico importante. Loro faranno 100-150 spettatori. Sì, ma di questi 150 una sessantina sono familiari stretti dei giocatori. È chiaro. No, proprio. È vero, danno più biglietti omaggio che neanche quelli che vendono. Intanto il Lecco si propone in avanti con Giudici che viene fermato dal difensore del Renate, che si oppone e evita che l'esterno blu-celeste possa inserirsi in area e fa scorrere la palla a fondo campo. Siamo giunti al 25esimo nel primo tempo, nulla il risultato di fatto, sempre 0-0. Partita un po' velleitaria da parte di tutte e due le squadre. Sì, diciamo che occasioni da gol vere e proprie nitide non ce ne sono state. Attenzione adesso perché Silva si porta sul fondo e poi Pissardo esce, lo insegue fino al limite dell'area, cross in mezzo, ma la palla esce. L'avrei vista meno pericolosa, invece poi nella fase finale dell'azione si è liberata. Si è liberato, bravo Pissardo. Non ha voluto fare il fallo, lui ha tentato di fare difficile. Lui si voleva tuffare, ma con il rischio che gli davano un rigore. Diciamo intelligente. Ha fatto un intervento come un difensore, nel senso che ha portato il giocatore sul fondo del campo e poi non aveva più spazio per crossare, quindi non si è buttato, perché in quel momento sarebbe stato anche oltremodo pericoloso. Adesso Lecco manovra al limite dell'area, Renate con 6 effettivi sta pressando per evitare che Lecco riesca a costruire un'azione, fase confusa a metà campo. C'è molta lotta a centrocampo, chi c'è pallone. Ecco, una cosa che noto, Paolo, lo chiedo a te che sei un valente anche uomo di giudizio tecnico. Mi sembra di non aver visto ancora in partita né Giudici né troppo bene Masini. Sono d'accordo con te. Perché non mi sono sembrati. Allora, Giudici è un giocatore che ha dei colpi di classe e velocità interessanti, però gli manca secondo me un po' di mordente. Esatto, tu hai detto, io la chiamo cattiveria calcistica. Bravo. Lui è quasi un superficiale, non lo vedi, che invece bisogna mettere un po' più rabbia quando va così, perché poi fame. Ha questa corsa bella, così poi la sa anche mettere dentro bene, però è un giocatore. E tante volte il compitino così eccolo là che ha fatto il lancio giusto. Ecco, in questo momento con 3 passaggi il Lecco è riuscito ad arrivare nella fase finale del campo. Iocolano però ha commesso fallo e niente da fare, ha spinto. Sì. In questo momento per così aggiungere qualcosina a quello
corretta, l'affermazione corretta che avete fatto voi poc'anzi. Mancano anche gli esterni, insomma, oltre al giudice anche Zambataro non l'ho visto, insomma ci manca quel gioco sugli esterni che loro ci stanno contenendo bene per sulla parte esterna, cioè dipende anche dal tipo di tappo che ti mettono sulla corsia. Allora è una partita che si sta giocando più a centrocampo che non sulle fasce. Viene giocata lì, ecco, insomma. E quindi è difficile poi, quando c'è tutta quella densità lì, trovare anche gli spazi sulle fasce non è mai facile. Sì, c'è un assembramento, intanto dalla regia ci chiamano dalla pubblicità. Esatto, andiamo linea fare il fatturato, andiamo a fare il fatturato, via. Sembra giusto. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Siamo rientrati in cronaca, 29esimo minuto del primo tempo. Lecco sempre Renate sempre 0-0. Sì, adesso c'è Merli Sala che appoggia di testa a Pissardo e il Lecco riparte con l'immancabile Kraja dalla propria metà campo. Iocolano manovra, gli spazi sono Kraja lo soprannomineremo multijet, motore multijet, c'è dappertutto. Paolo, non so se concordi con me, fisicamente ricorda un po' anche dall'andatura, dal passo un po' Davids. Sì, è un fisico diverso, più piccolino ma più tirato dentro, più tignoso, no? Sei un po' ipertrofico, sai, quei bei mastini che ti vogliono così. Pitbull, esatto, pitbull, sì. Però ha quel tipo di mentalità lì calcistica applicata al gioco, proprio di andare a prendere tutto, di catalizzare tutto quanto. E poi non disdegna le azioni d'attacco, insomma, è un tutto campo, parte dalla difesa, contrasta, va avanti. Sì, è un giocatore che guai se tu non ce l'hai, tu ti senti mancare perché uno che lui corre per due persone, per due giocatori dentro lì. E guarda che entrambi, arrivando dalla scuola Atalanta, Paolo, io l'ho sentito parlare in un'intervista che ero in sala stampa, e lui e anche Zambataro hanno una maniera di parlare di persone intelligenti, di persone che hanno fatto delle scuole, che hanno della cultura. Cioè, attenzione, Iocolano, scusa, Albino lancia Zambataro sulla sinistra, si ferma, Kraja manovra sulla tre quarti. Bella palla smistata verso Giudici. Sì. Ecco, vediamo se Giudici la fa, no. L'ha fatta nel senso che ha fatto partire un tirone forte dalla tre quarti, ma è andato altissimo. Un altro che correrebbe solo lui sempre, corre anche degli spogliatoi dell'intervallo, è Masini. Sì. Masini, togligli la chiave e inserigli la scheda perché sennò c'è. Per esempio oggi si è visto poco. Sì. Per il momento diciamo che lui secondo me è meglio quando gioca dietro ed è a centrocampo. Sì, però secondo me Masini giocava bene anche quando gli fanno fare l'esterno. Adesso c'è Giudici e logico si intasano un po'. Lui spinge di più a Masini quando. Eccolo qua, Zambataro che adesso punta. Intanto una palla fortunosa arrivata a Zambataro e da solo sulla sinistra. La tesorizza, ecco, la perde. E l'ha persa, anziché correre sulla fascia ha cercato di accentrarsi, è stato fermato. C'è un giocatore del Renate in alto a sinistra per terra, probabilmente butteranno fuori la palla, così è. No, va avanti a giocare, si è alzato, era Silva. Quindi niente, si prosegue nel gioco, si era scontrato con Giudici, ha preso un colpo sul fianco, sì. Kraja lancia lungo per Mastroianni, appoggia di testa, ma non c'è vicino però lui. Lì doveva esserci Ganza. Anche Iocolano, perché
Mastroianni ha cercato l'appoggio di testa dalla lunetta dell'area, ma né a destra né a sinistra non c'era nessuno. Il giocatore attaccante più rompiballe che al Lecco è Tordini. Tordini ti tira quadro perché comunque ha una visione di gioco da giocatore vero, no? E soprattutto è uno che poi crede a quello che fa, no? Magari si trova in mezzo a 2 o 3, capace di pensare che li scartano gli interni e tira il porto. Zambataro ha fatto, scusate, Mastroianni ha fatto un numero di tacco, ha fatto un tunnel all'avversario, poi ha cercato di superarne un altro, ma aveva già probabilmente osato prima, e quindi niente, Renate è ripartito in avanti. Attenzione Renate, adesso c'è un appoggio, un intervento. Teniamola, non la prende più. Un intervento di Merli Sala in scivolata che fa giungere il pallone. Bello, ha fatto vedere l'azione. È stato un bel gioco di gambe, di tacco, ha fatto il tunnel. Ma guarda che io parlavo con Maurizio Zandegù, che giù a Falconara Marittima lui, no? Sì, e ce l'hanno avuto loro all'Ancona quando nel vivaio dei ragazzi e mi parlava di questo Mastrani, diceva guarda questo è un bravo giocatore, cioè, anzi io l'avrei voluto vedere qui all'Anconitana, no? E invece intanto Renate cross in mezzo, mischia pericolosa. Siamo andati via con l'acronimo in mezzo Marzorati e Merlisala hanno dovuto contrastare le 2 punte avversarie. Mi sembra che abbia toccato l'attaccante del Renate, rimessa dal fondo per Pissardo. 33esimo in corso, 0-0 tra Lecco e Renate. Siete su LCN Stadio su YouTube per la diretta con il commento di Giuseppe Mazzoleni e l'altro commento autorevole di Paolo Rota, con Albino Borghetti. Sì, ma io sono che fare del cinema. Allora LCN e poi Stadio, dicevo, su YouTube e l'Eco Channel sulla web radio, se ci state ascoltando, siete in giro con la macchina, col telefonino in Bluetooth. Intanto il Lecco ha ripreso a riportarsi in avanti sulla 3/4, bravissimo, Colano, crediamoci allarga per Zambataro, cross in mezzo. Oggi Zambataro non ha messo un cross, non ne ha messo uno, forse il primo che il primo che non c'era nessuno. Dopo si insiste ancora, invece quando tu hai saltato l'uomo cerca di buttarla dentro e insiste per risaltare un'altra volta. Devi avere lucidità e non stanchezza, magari sono anche un po' appannato, però quello che c'è da fare è quello che dici tu. Iocolano batte dalla destra, palla Kraja al limite dell'area, palla in mezzo, pericolosa, ciabattata fuori del difensore. Ancora Iocolano, il Lecco che insiste sulla fascia sinistra, vediamo se ci brucia qualcuno. Brucia Iocolano, no, la deve scaricare. Dall'altra parte c'è Giudici, palla ancora Iocolano sulla sinistra, perde palla. Attenzione che esce la palla. E niente, fallo laterale per il Renate, siamo giunti al 35esimo e nulla di fatto. Fiammata del Lecco, anche se non ha sortito particolari emozioni. E il Renate si appresta. Abbiamo anche un primo piano del signor Battazza, eccolo lì sui gradini della tribuna con l'immancabile sigaro e anche io dico, anche se anche non abbiamo l'audio, avrà anche l'immancabile andiamo. Sì. Nel frattempo è appassionato lui. Sì. Non lo so, a questo punto è presto, siamo al 36esimo del primo tempo. Prevedete, non so, qualche cambio, qualche aggiustamento? È presto? Ripeto, secondo me è ancora tutto in una fase un po' abbastanza consueta, interlocutoria. Vediamo, però, si andrà di vedere proprio invece dal 40esimo al 45esimo come è messo qualcuno di quelli che deve fare la partita. Sì. Intanto c'è un break pubblicitario. Sì. Andiamo a fare del fatturato, ci risentiamo subito dopo per Lecco Renate qui su LCN Stadio. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Attacco, Zambataro ancora sulla linea, serve Kraja, palla fuori, no, la tiene, rimette in mezzo, fase confusa. Spazza e Renate, però il Lecco riesce a tenerli ancora lì, attenzione, cerca il tentativo di ripartenza, ma sì. Con Lecco è riuscito, è schierato comunque il Lecco. Sì. In questo momento Renate, Kraja sporca la palla, no, non era Kraja, la recupera però lui, la dà Zambataro, che scende sulla palla. Vediamo se galoppa, intelligente. Ganz dall'altra parte, bellissimo, arriva la corrente giudice, avevo sbagliato l'ultimo passaggio, devo sbagliare. Allora, sbagliato lui, però Giudici cosa faceva in doveva essere così? Ecco, io Giudici stasera è uno di quelli che cambierei alla luce di questi primi minuti, perché non mi sembra abbia dato un supporto su quella interessante. Diciamo che nella pausa pubblicitaria abbiamo avuto 3 opinioni diverse. Insomma, io ho detto che il primo che fa gol porta a casa la partita. Albino ha detto non è così perché potrebbe avere degli altri sviluppi, e Paolo non si è sbilanciato più di tanto, ha detto che è ancora presto. Sì, anche per me. È una cosa in studio ancora, perché non vedo questo gioco di voler arrivare al gol. Manca l'ultimo pezzo, la cattiveria. Si coprono così, non vogliono... Non so se è una tattica oppure no, è proprio lo svolgimento della partita, di questa gara qui. Così. Diciamo che il campionato è ancora giovane, però una vittoria in questa partita lancerebbe una o l'altra squadra. Tieni conto che loro hanno un punto più di noi, quindi anche secondo me, io mi auguro la vittoria, ma se l'importante è fare dei punti. Per la Serie C ci ha insegnato che quando tu abbiamo pareggiato in casa, quando le perdi cosa fai poi? Attenzione al contropiede del Renate, qui hanno sbagliato la ripartenza al Lecco, sta manovrando, recupera il Giocolano, Mastroianni supera la metà campo, Ganz, scusa, sì. Ganz però sbaglia il passaggio perché la dà sulla destra, mentre Mastroianni si stava centrando, quindi incomprensione tra i due attaccanti blu-celesti. Nel frattempo è finito a terra giocatore del Renate. A me Giudice è un giocatore che tecnicamente non dispiace, però devo dire che questa sera il suo apporto si è sentito poco o niente fino adesso. Fino adesso, sì. Mentre gli altri hanno più o meno dato il loro contributo, lui l'ho visto sempre un po' anche disattento sullo svolgimento dell'azione. Vediamo, magari nel secondo tempo, come ci siamo detti poc'anzi, può darsi, può darsi anche che la fatica si faccia sentire maggiormente. Bel recupero di Zambataro in area, che poteva essere una palla pericolosa su un lancio che era stato fatto per è fallo. No, per Ganz, fallo, viene stretto tra le maglie della palla distribuita Renate. Sempre su Zambataro, che comunque è l'unico che questa qui la faccia che funziona. Sì. Anche se è meno incisivo del solito. però almeno funziona. Bella palla, Mastroianni cerca il pertugio per il tiro, apre sulla destra, Giudici, buca la palla, gol! Rete di Ganz, come si diceva, rete di Ganz, l'avvoltoio era sembrava un'azione scemata, poi invece la palla è arrivata sulla destra a Giudici, che ha messo in mezzo un po' di mischia, non si è capito bene insomma chi toccava, un po' il gol che abbiamo subito col Mantova, c'erano un po' di giocatori nell'area piccola, il più lesto a infilare la palla è stato Ganz, e siamo giunti al 41esimo, rivediamo l'azione, Giudici sulla destra, Rasoter ha ciccato la palla a Drago, però mi sembra portiere che abbia fatto guarda lì, proprio lui era lì dietro, si è
agitata e ha sbagliato l'intervento, però lui è la funzione di Ganz, è questa qui, è che lui era lì. E difatti però dopo ha un atteggiamento che non piace, perché lui non rincorre mai, non lotta mai, però è lì, poi ha giocato a Mantova, ha fatto gol, ha giocato qui, ha fatto gol. Alla fine che conta, io ti posso fare dei bei giudizi ai giocatori, ma se questo te la metti dentro, certo, non c'è niente da dire, c'è poco il suo compito. Io lo vedo così, dovrebbe dare di più, invece lui è lì con un bollone, e poi dopo al momento giusto perché qui nel frattempo rinvia la palla al Lecco, colpisce l'arbitro, adesso fa riprendere il gioco con la palla era del Lecco, di conseguenza dovrebbe riprendere il gioco con... ti do 10 per l'attenzione, non mi ero accorto che la palla aveva colpito l'arbitro. Ho detto che cazzo, gli darà un fallo di mano. No, stavo dicendo che è sfuggito perché l'azione si è sviluppata talmente in fretta, il cross, praticamente Giudici ha crossato in mezzo a mezza altezza e Drago l'ha proprio ciccato. Ecco, adesso vedi, io ti avevo detto che si svolgeva tutto dal 40 al 45esimo, ho indovinato per puro caso, però guarda caso Giudici che non è stato, ha fatto quel cross lì che ha messo in difficoltà il portiere, che ha sbagliato l'intervento e ha favorito la mozione. Attenzione, adesso Renate in mezzo, è buono per Zambataro che è funzionale anche in fase difensiva stasera. Si è messo nella centrale perché Marzorati e Merlisala si erano spostati sulla destra e Zambataro si è accentrato, Marzorati ha deviato palla e non prendiamo gol prima della perché fine. Noi siamo non dico niente, cross in mezzo, eccolo, lo sapevo, chi? Galoppini 43esimo, cross in mezzo, azione replica, cross in mezzo e purtroppo la difesa del Lecco nessuno è riuscito a intervenire libero, perché ce n'erano due davanti alla porta non marcati, e di conseguenza rivediamo l'azione, cross in mezzo di Anghileri, se lo sono persi, sono persi, guarda, loro sono due dietro, guarda, 1-2. Sì, 1 e 2. 1 e 2 nel senso i due attaccanti del Renate erano lì e non c'era nessuno su di lui. Nessun problema, secondo me, allora, qui c'è stato un errore, anche come è stato l'errore quello da parte del portiere del Renate, di piazzamento da parte della difesa dell'Ecco, che ha abbandonato praticamente due attaccanti, non uno. Però secondo me nel secondo tempo noi questi li ammazziamo. Sì, perché insomma abbiamo dimostrato che sappiamo offendere, sappiamo far bene, purtroppo c'è la legge un po' degli ultimi 5 minuti del finale del tempo, che da un po' di partite a questa parte subiamo. Quella più clamorosa è stata Fiorenzuola. Ricordo sempre che giochiamo sempre con molti under subito, e quindi adesso non era il caso degli under, perché lì era Merlisala che doveva fare la marcatura. Lì si sono lasciati sfuggire come hanno fatto l'errore. Attenzione, cross in mezzo, questa volta esce Drago e fa sua la palla. C'è da dire che insomma negli ultimi 5 minuti Fiorenzuola, addirittura col Padova finale del primo tempo, ma anche negli ultimi 5 minuti di Mantova, negli ultimi 5 minuti di Mantova, quando la partita doveva essere congelata, purtroppo subiamo questi gol, e tra l'altro proprio subito dopo aver fatto noi essere passati in vantaggio. Zambataro recupera palla e poi viene fischiato fallo su di lui, è intervenuto male. Però ti dico e vi dico, secondo me il Renate, io lo sto guardando con attenzione, gioca sempre su quei 3-4 giocatori, basta, tutto il resto potresti dimenticarti anche i nomi che non sai chi sono. Nel frattempo è finito il tempo, nessun minuto di recupero aggiuntivo, 1-1. 40esimo Ganz per il Lecco, 43esimo il solito Galoppini, che comunque c'è un abbonamento aperto con la Calcio Lecco, ci fila sempre dei gol, anche quando era giù a Ciliberg è uguale. Ecco. Peccato perché insomma è stata una bella azione quella dell'Ecco, anche se c'è stata la papera di Drago, da un errore. Però vabbè, intanto eravamo passati in vantaggio. Sentiamo così. Se abbiamo in collegamento dallo stadio, per sentire l'umore dello stadio, il polso, Walter Frigerio Fritz. Eccolo qua. Pronto Walter? Eccoci.
Mi senti? Sì, ti sento benissimo. Sì. Ecco, allora, raccontaci le impressioni dallo stadio di questo primo tempo. Che partita hai visto? Come l'hai vista? Guarda, è stata una partita combattuta, soprattutto a centrocampo. Devo dire che è stata una partita, almeno vederla dal vivo, molto intensa, con errori sia da una parte che dall'altra. Secondo me noi siamo andati poco al tiro, avremmo avuto qualche occasione in più per tirare, non l'abbiamo fatto, abbiamo voluto eccedere un po' nell'ultimo passaggio, ma contro questa squadra dobbiamo cercare di essere un pochino più concreti. Esatto. Per il resto loro sono Galuppini è il 90% della squadra, perché fa tutto lui. Guarda, l'abbiamo detto in studio, tu che sei un attento cultore adesso ti faccio un quiz delle squadre giovanili. Quando era un giocatore dell'Under della Sampdoria, con chi giocava in coppia Galuppini in attacco? Non lo sai? No. Mauro Icardi. Mauro Icardi, bravo, l'ho letto. Sì, no, è vero. Però è un giocatore di classe superiore, infatti quando tocca il pallone è sempre un pericolo, sia soprattutto sui corner che poi col tiro da fuori. Sì, allora hai ragione, noi siamo mancati, ti diamo ragione, le stesse cose che dici tu le abbiamo notate noi. Grande ressa a centrocampo, partita un po' macchinosa, e nasce anche il gol del Lecco da un errore del portiere Ganzi, è come un avvoltoio, realizza subito, però anche il nostro gol incassato nasce da un errore di piazzamento dei difensori che hanno accompagnato, lasciando poi liberi due attaccanti. D'accordo con voi, sì, sono stati due errori da uno per parte, per cui... Sì, allora io penso, pronostico che sempre da tifoso del Lecco assolutamente, che ci sia praticamente una bella scossa nel secondo tempo. Ti dobbiamo lasciare, ci sentiamo alla fine della partita per il commento finale, speriamo positivo. Grazie Fritz. Pubblicità? No? Bene. Ci risentiamo dopo la pausa lunga. Bene, fatturato? www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Auggiano, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Bentrovati dalla redazione. Economia in primo piano, il risparmio è bloccato sui conti correnti di famiglie ed imprese. Per scongelarlo e trasformarlo in investimenti per il futuro del paese non bastano gli incentivi fiscali, ma serve proseguire la campagna vaccinale per il riavvio delle attività. Così il presidente dell'associazione Fondazioni e Cassa di Risparmio Profumo, che aggiunge: i fondi da Bruxelles da soli non bastano, serve una visione condivisa del futuro del paese. Le aziende con oltre 50 dipendenti, circa 35.000 in Italia, avranno a disposizione un servizio rapido di verifica del Green Pass. Lo ha annunciato l'INPS pubblicando sul sito la procedura Green Pass 50+. Il servizio mostrerà per ogni azienda o ente l'elenco dei dipendenti e permetterà ai verificatori di controllare se uno specifico dipendente è in possesso alla data della verifica di una certificazione valida. I portuali contrari al Green Pass fanno sapere in una conferenza stampa che parteciperanno al corteo di domani slegati da qualsiasi coordinamento. Come portuali continuiamo la protesta, spiegano alcuni portavoce dei lavoratori, ma non vogliamo stare con nessun gruppo, non vogliamo rischiare di essere associati alle violenze. Se servirà domani aiuteremo a mantenere pacifica la manifestazione perché amiamo la nostra città e non vogliamo violenze e il rischio di disordini c'è vista l'alta affluenza. I medici britannici accusano il governo di comportamento volontariamente negligente di fronte alla pandemia di Covid-19. L'accusa del presidente della British Medical Association arriva dopo che il ministro della Sanità Javid ha ammesso ieri che si rischia di arrivare a 100.000 contagi al giorno, ma ha escluso di passare al piano B, che impone una serie di restrizioni come l'obbligo di indossare le mascherine, il ritorno al lavoro online e l'uso del Green Pass. Come chiesto dai PM, il GIP di Agrigento ha disposto l'archiviazione per l'equipaggio della nave Sea-Watch 3 accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per i 47 migranti salvati e sbarcati a Lampedusa nel 2019. La nave non poteva dirigersi in Libia, giustificabile quindi, secondo i PM, la scelta di non andare a Malta, giustificata e comprensibile anche quella di non andare in Tunisia. Lo sport con le due ruote, la MotoGP torna a Misano a un mese dalla prima tappa in Riviera e lo fa in occasione del possibile trionfo anticipato per Fabio Quartararo in ottica mondiale. Il francese 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia nella classifica piloti e a un passo dal primo titolo nella classe regina, ma Pecco, attualmente secondo in classifica, vuole vincere per continuare la lotta mondiale. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Ben rientrati in cronaca, qui in studio con me Giuseppe Albino e Paolo Rota. Siete su LCN Stadio su YouTube, quindi potete vedere in video la diretta e il commento in diretta della partita del Lecco contro Renate, che ricordiamo è fissata al primo tempo sull'1-1 con rete di Ganza al 40esimo e pareggio subito dopo, due errori diciamo, con Galuppini che è un castigamatti, ci rompe sempre le scatole, e stiamo per ripartire qua appunto con il secondo tempo. Ci potete ascoltare anche sull'Eco Channel, sulla web radio, e quindi diamo un saluto anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre numerosi, che ci seguono dalla radio e dai vari telefonini e device. Intanto l'Ecco, come dicevamo, allora è l'ora di Lora, apostrofo. Come avevate detto te Albino e Paolo, Giudici, anche se ha fatto il cross, non ha impressionato particolarmente questo primo tempo, e ormai abbiamo preso qualche brutta ripartenza da quella parte là, sì. E quindi è stato sostituito da Lora, quindi secondo tempo fuori Giudici, dentro Lora, e nel frattempo gente coi colpi ma che fa anche legna, che fa legna. Diciamo che abbiamo rinforzato il centrocampo che, come diceva Paolo durante il primo tempo,
seppur il gioco si sviluppava tutto a metà campo, non c'era ordine, era piuttosto confusionario. Adesso vediamo con l'innesto di Lora se vediamo qualche cosa di più a metà campo, perché ne abbiamo bisogno. Sicuramente saremo più coperti, perché Giudici non ci ha garantito della copertura. No. Quindi non si è visto molto in attacco, ma non si è visto soprattutto in copertura, quindi questo Lora in questo è sicuramente uno scalino più avanti, insomma. Masini è stato portato sulla destra, intanto viene ammonito un giocatore del Renate per un brutto intervento da dietro. Lo rivediamo, intervento su Ganza proprio. Questo è un fallo da sanzionare tutta la vita, voglio dire, non so cosa protestano poi i giocatori quando fai falli di questo genere. Un brutto intervento da dietro. Adesso sulla palla manovra Kraja, che si assume lui la responsabilità della battuta, invece no, Merli Sala gli dice aspetta. Alla fine passaggio per Merli Sala, dietro Marzorati, Merli Sala, stiamo manovrando alla metà campo, e palla rimessa per il Renate che riconquista subito la palla. Piccolo confusione a metà campo con Merli Sala e Lecco perde palla. Nel frattempo il Renate si riporta in avanti, riconquista l'ennesimo pallone, ne ho contati 5. No, mi sembra toccare, però vabbè, a metà campo, e adesso è Lecco, fase confusa tra Lecco e Renate, con una serie di batti e ribatti a metà campo. Nel frattempo palla filtrante, calcio d'angolo, rimessa dal fondo. Gliela tirata addosso. Ecco, una nota proprio visiva. Allora, io oggi ho visto, prima di commentare questa partita con voi, ho visto la partita di Vercelli con la Giana, che si è chiusa per 2-1 con un rigore a favore, che abbiamo detto grasso, ma il pubblico, praticamente c'erano pochissime persone. Io dico, questo lo dico alla Calciolecco, alla dirigenza della Calciolecco, noi siamo il terzo o quarto pubblico, ma credo il terzo pubblico per numerosità di questo girone. Attenzione, intanto riconquista la palla. Sì, no, tranquillo. E però va sottolineato questo, perché è vero che con gli incassi del pubblico non metti a posto neanche le docce, no? Ma questo vale per tutte le società. Però francamente noi il pubblico ce l'abbiamo. Il 75% quello che è. No, direi anche di più rispetto alla Serie C. Noi abbiamo un pubblico che potrebbe stare benissimo in Serie B per presenza e assiduità, perché non vedo intanto ha ammonito Marzorati che ha sbagliato il tempo dell'entrata. Sì. Non vedo queste grandi presenze anche a livello di Serie A e di Serie B, quindi noi abbiamo una forza che è il sostegno dei nostri tifosi, che a Lecco puntualmente non viene. Allora, tutti quelli che vengono a Lecco dicono, gli allenatori, i dirigenti, i nuovi giocatori, Lecco è una piazza del sud trapiantata al nord. Sì, abbiamo un pubblico fantastico. Nel girone nostro, a parte il Padova, che sicuramente ha 250.000 abitanti, esatto, è 5 volte Lecco. Ecco. E poi dimmi un'altra squadra che io non ne vedo che possono fare tanta. Anche lo stesso Mantova, che ho visto che aveva questo stadio così vecchio, era vuoto, Martelli era vuoto. Qui tu Albino eri giù, quindi hai visto molto fisicamente. Allora, se c'erano 800 spettatori, 300 erano di Lecco. Intanto nulla di fatto, un cross dalla metà campo, Pissardo fa su alla palla, riparte il Lecco con Masini. Ecco, anche Masini voglio vedere un atteggiamento suo classico. Qui poteva, anziché riappoggiarla dietro, poteva però lì ha rischiato, c'aveva gli uomini schierati. Poteva tentare un inserimento. Loro adesso sono un po' più stanchi, probabilmente ci stanno tamponando. Attenzione, fuorigioco. Il Ganz gioca sempre sul filo del fuorigioco lui. Lui la linea fa così, protesta con il compagno perché la chiedeva prima, lui era scattato, e tra l'altro sarebbe stata una bella azione perché andava in porta dritto. Sì, davanti a sé lui è veloce, non aveva nessuno. Ecco, cosa deve fare Masini? Cioè deve andare ad attaccare quello che porta la palla subito.
E infatti recupera palla, ma l'arbitro fischia il fallo per l'intervento di Masini. Arbitro che ti ricordi dov'era? Sì, è vero, non l'ho detto all'inizio della cronaca. Aspettate, perché sì, questa... qui la distinta è un po'... No, non c'è. Non c'è. Mariani, direttore, no. Non è stato riportato, vediamo se lo trovo sulla... Non c'è. Ci hanno avuto dei problemi delle distinte che sono state... Ce le hanno mandate... No, ma sono quelle che hanno dato anche agli altri, infatti non so ancora capire il nome dell'arbitro. Sì, che poi tra l'altro è una distinta strana perché... Doppia pagina? Sì, doppia pagina, e riporta anche il numero di documento di identità. Attenzione, ecco, palla allora, però buttata, la recupera. Fase confusa, ancora in avanti Renate. Bravo Lora, bravo. Ecco, vedi la differenza, no, non era Lora, era Lora il 5, sì, quello che ha fatto l'azione. E la differenza è aver voglia di mordere anche il giocatore avversario, cioè mordere in maniera sportiva. Se tu li aggredisci li metti in difficoltà, non gli dai il tempo di ragionare, se invece li lasci giocare... Su quella fascia lì, per esempio, il giudice nel primo tempo ha fatto l'impressione di uno che si specchia un po', no? Cioè non è che devi specchiarti, cioè. Sì, non era solito Giudici che spinge, salta l'uomo. No, lui ha fatto bene le prime partite che ha giocato, e le ha giocate tutte bene, io sono il primo a battergli le mani. Bella questa ripartenza per Masini sulla destra, palla corre, è chiuso fra due, ha insistito, ha cercato la percussione sulla destra, nulla di fatto, respinge la difesa del Renate, palla a metà campo, Marzorati appoggia il pallone perfettamente, bella palla, adesso mi sta bene, sì, Ricci, Kraja in mezzo, Iocolano sulla destra, palla in mezzo. Mamma mia, se passa quella palla qui era pericolosissimo per il Renate. Adesso Mastroianni è fuori gioco, si disinteressa della palla. Però è stato intelligente, giusto, fatto bene. Non c'era niente da fare, non c'era un uomo libero, veniva bene e poteva andare in porta. Allora Pippo Lora, io sono innamorato di questo giocatore perché è un giocatore che ha anche dei bei colpi, ma è anche un giocatore intelligente. No, lui sempre nel posto giusto, sembra che non arriva mai, poi non fa mai fatica a fare le cose perché è sempre collocato bene. Sì, c'è da segnalare che sulla respinta della difesa Renate ha tentato un tiro a volo uscito di 1 metro e mezzo. E si becca lo specchio della porta, poi anche far gol, perché salta. Sì, avrebbe sicuramente messo in difficoltà l'estremo difensore Brianzolo. Adesso fallo del Maestrello e riparte per una per una spinta alle spalle, fase di metà campo, adesso è Renate che cerca di portarsi avanti ma viene fischiato un fuorigioco probabilmente e riparte il Lecco sulla sinistra, Zambataro. Si vedono pochi, Giuseppe e Paolo, si vedono pochi calci di punizione presi, no? Cioè sembra quasi che le squadre non producono attacco perché non prendi falli, no? Invece è importante prendere poi calci di punizione sulla tre quarti, anche sul limite dell'area. Sicuramente cioè, e questa è una mancanza del calcio moderno, dove non c'è, tentano tutti di andare in porta con lo scambio, col fraseggio, ma ho capito. Però Mastroianni difende la palla, la perde. Però è un rompipalle, non ti lascia mai ragionare Mastroianni. Adesso Ganza va in pressione sul portiere che perde tempo nella rimessa, Ganza gli arriva a tiro ed lo costringe a rimettere in laterale. Allora cerchiamo una pausa pubblicitaria per il nostro fatturato che è necessario. Grazie dottor Riva, ci manda in pubblicità. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59.
lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riprendiamo la cronaca, 56esimo, sempre 1-1. C'è stata un'azione pericolosa per il Lecco che però è sfumata perché non è stata portata a termine bene. Esatto. Era Iocolano che l'aveva. Iocolano, sì. Si è presentato quasi davanti al portiere, poi lì è franato sul pallone, è successo qualcosa. Intanto c'è stato un fallo di Marzorati su Marano. Non Marana. Allora abbiamo scoperto chi è l'arbitro, non grazie alle distinte arrivate dalla società Calcio Lecco, ma grazie al nostro Fausto Riva che dalla regia ci dice che è Gioele Iacobellis da Pisa, esatto. Quindi un arbitro pendente. Esatto. Nel senso che non è dritto in campo, nel esatto. frattempo sostituzione. Non è dritto verso il fischio che deve fare, che è solo a favore del Lecco, a prescindere. Esce Mastroianni per Petrovic. Ecco, questo è un giocatore che io su cui avrei scommesso, però è un giocatore molto tecnico, anche se molto alto. Però deve ancora dimostrare della razionalità, perché spesso cerca la giocata per niente quando non serve. Ha giocato poco però. Allora ha giocato molti minuti a Fiorenzuola, ma l'ho visto legnoso da questo punto di vista, quindi non particolarmente brillante, agile, però il minutaggio era limitato, scarso. Quindi diamogli tempo a questo ragazzo perché è un 99, di conseguenza è ancora molto giovane. Nel frattempo il Renate ha proceduto a ben tre sostituzioni. E questo perché hanno giocato lunedì? Sì, hanno bisogno di respirare, forze fresche. Sì, nel frattempo sono 3 giorni. Viene scodellata al centro, come si... Anche perché mi pare, Paolo, che nella fase del primo tempo abbiamo fatto fatica un po' tutti, perché la giochi lì a centrocampo, questo, quell'altro, però insomma ha corso abbastanza. Sì, siamo giunti al 58esimo, palla indietro per Drago, vediamo se allunga. Se vogliamo fare qualcosa bisogna aggredire, dargli il tempo di ragionare. Intanto Iocolano dà una bella palla, attenzione, gol! Mastroianni fuori gioco. No. A me non sembrava, detto francamente, non Mastroianni, che è stato Petrovic. Scusate, era lontano, non ho visto la mano. Io non ho visto fuori gioco. L'azione. A me non sembrava, però siamo lì molto sulla linea. Praticamente è stato dato una palla centrale a Iocolano. Però mi sembrava più dietro di questo. Questo qui è un gol che è molto annullato, molto dubbioso. Dubbissimo, perché è stata data una palla a Iocolano che dalla lunetta di destro ha fatto filtrare la palla tra i due centrali. Signor Iacobellis, lei o ha degli assistenti di linea che sono ciechi, oppure lei addirittura è anche sordo, perché le hanno appena detto di controllare, di parlare con il quarto uomo, a parte che ormai lei l'ha annullato, ma voglio dire, non essendoci il VAR. Va a ammonire qualcuno, vediamo, esce dalla telecamera che ammonisce Zironelli non Zironelli, è un dirigente della Calcio. Penso che sia Domenico Fracchiolla. Sì, perché praticamente dicevo che Iocolano di destro ha fatto filtrare la palla. Una bella azione, Sì, per Petrovic, tu per tu col portiere sarebbe stato Giuseppe un toccasana a fare gol per il Lecco, ma anche per Petrovic, che ha guadagnato in autostima molto, e appena entrato fa gol. Tra l'altro una bellissima azione entrare, fare gol così, cazzo, poi ti senti, vai in partita. Sì, da fiducia sarebbe stato un'occasione. Allora, sia dal punto di vista della tempistica, sia dal punto di vista del marcatore, però non ho capito come mai questo qua si è fatto male, perché non c'entrava niente. No, si è fatto male da solo lui. Sì. Il portiere, stiamo parlando del portiere che è rimasto per terra dopo aver subito gol, ma adesso sembra che si sia ripristinato il tutto. Rimango d'accordo con quello che dice Paolo Rota, secondo me questo è un gol annullato molto dubbio, perché poi bisognerebbe avere gli strumenti per vedere proprio la linea perfetta quando scatta Petrovic, ma devo dire che non mi è sembrato così fuori gioco come l'ha giudicato. Io l'ho giudicato buono subito, fin dall'inizio di primo acchito, come ho visto la palla passare, perché
c'era l'esterno sinistro che mi sembrava più basso rispetto a Petrovic, di conseguenza, ma però non stare fermo Petrovic, non sta in movimento. Adesso io con fallo e si guadagna una punizione a metà campo, speriamo insomma che anche questo ma Lecco più motivato però rispetto a Renate, anche questa rete annullata abbia messo un po' in ambasce psicologico il Renate, mentre no, ma questa è una squadra, allora è una squadraccia, nel senso non come bruttezza di squadra, una squadraccia mentalmente parlando, no? Sì, allora qui dobbiamo fare noi la partita punto e basta, cioè una squadra ostica, difficile da affrontare, ben schierata in campo, no Paolo? Non si sono messi bene, perché poi dopo sia ostica così, però è una buona squadra. Una buona squadra, però una squadra orgogliosa. La classifica dice questo. Non si troverebbe lì altrimenti, perché mi sembrano... Se vogliamo metterla sul bieco tifo, evidentemente questa è anche una squadra che non avendo pubblico, non avendo tensioni... Appunto, giocano tranquillamente senza avere questa tensione qua, e tante cose gli vengono più bene. Se tu non giochi con quella roba addosso di poter fare risultati, di poter sono le pressioni. Se non ci sono pressioni loro riescono a far bene, perché di pressioni non penso che ci siano Renate, tutt'altro, proprio niente. Fallo nel frattempo. Allora il signor Jacobelli sta cercando di recuperare un gol annullato, per questo è un fallo, ma può anche non fischiarlo. Fallo su Petrovic che stava cercando di andarsene. Petrovic mi sembra, a parte il gol annullato, che sia entrato bene. Poi un giocatore che a me, io l'ho visto giocare in diversi filmati dell'Entella così, o dove ha giocato, e anche giocato in Austria, questo qua. Ha giocato anche in Austria, che ha fatto un po' di... Sì, lui è un croato. Arriva dalla Dinamo, credo dalla Dinamo Zagabria. Nel frattempo siamo giunti al 63esimo e Lecco a manovrare con un lancio lungo, nulla di fatto la difesa del LCN Sport, ecco là il nostro logo che appare sui tabelloni. Persa malamente la palla a metà campo, palla filtrante, poi interviene il solito Merlisala che si adira con Marzorati. Ha ragione Merlisala, perché Marzorati qui doveva stare attento, poteva passarla al portiere, darla indietro o girarla a lui, guarda, se la passa al portiere. Ha sbagliato, ha tirato con un piede che l'ha preso con l'altro. Però Marzorati era un po' indietro, e se stava vicino della portata gli arrivava lui. Sì. Anzi no, hanno fischiato un fallo precedente, quindi prima ancora che toccasse la palla non li sala, hanno fischiato cross in mezzo, attenzione, un tiraccio dai 40 metri che si stava infilando sotto la traversa. Guarda come scende, guarda com'è, scende, hai visto? Sì. E Pissardo è stato costretto con le due mani a mettere dietro di sé. Forza Lecco, non molliamo niente, noi dobbiamo far punti per forza, e quindi anche se sono tre non ci dispiace. A questo calcio d'angolo, finta, palla, attenzione, fuori tutti piazzati, altissima. Quando tu la giochi che ce l'hai qui. Allora intanto giochiamoci un po' di pubblicità che Fausto Riva sta facendo partire, ci risentiamo subito dopo con Lecco Renate. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Bentornati, ben arrivati caro Giuseppe Mazzoleni e Paolo Rota, con tutti i nostri amici che stanno seguendo la partita sull'LCN Stadio del Lecco contro Renate. Siamo al 64esimo, il risultato è inchiodato il risultato del primo tempo, che è l'1-1, con reti di Ganza al 40esimo e al 43esimo del solito Galuppini. Sì. No?
che Icardi ce l'abbia in gloria, visto che giocavano insieme. E diciamo che la partita in questo momento la sta giocando un pochino più Lecco, anche se ci sono stati dei cambi di fronte attuati dal Renate, che naturalmente non fa lo spettatore. Adesso ci sono dei falli da dietro, sì, però non fischia. Se non fischia niente, questi arbitri qui sono impreparati su queste cose, perché poi potrebbero essere cose che non servono a niente, ma che magari ti indirizzano anche una partita, perché uno parte, si trova magari per terra, quell'altro gli prende la palla e la mette in una zona pericolosa e tu sei anche gabbato. Nel frattempo Renate si propone in avanti, attenzione, con una palla lunga, cross in mezzo, attenzione buca, attenzione fuori area, bravo, palla dietro, attenzione, Renate che gira la palla, cross in mezzo, libera, meno male. C'è fallo sul giocatore del Lecco, credo Merli Sala. Sì. È stato al centro dell'area, è stato urtato. Merli Sala, sì. Ha preso, vediamo un po', sì, ha preso un colpo dietro, di conseguenza. Però vedi anche Petrovic che era tornato a prendere la palla, sì. Cioè, aiuta anche lui, capito? Perché... Cioè, dal punto di vista forse della velocità mi sembra leggermente più veloce Petrovic rispetto a Mastroianni. Sì, tieni conto che ha una corsa anche più elegante Petrovic, quindi ha l'impressione di correre meglio. No. Sì. Nel frattempo batti e ribatti a metà campo, siamo giunti al 67esimo. Attenzione Enrici, attenzione che sei da solo Enrici, attenzione. Palla in mezzo, serie di batti e ribatti, calcio d'angolo. Rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo, c'è stata una serie di batti e ribatti in area. E ha ragione per me di Sara, perché devi stare attenti al piazzamento, non lasciarsi via. Sì, anche perché vedi c'erano 3 uomini su un giocatore e dietro ce n'erano 2. Merlissani infatti protestava un po' con i suoi compagni, discuteva con i suoi compagni proprio secondo me sul tipo di piazzamento che hanno tenuto in questo frangente. Però la partita è aperta adesso. È aperta, però bisogna starci attento, perché loro a me danno... Sì, beh, loro sono pericolosi, sono una squadra quadrata, perché sono anni che 4 o 5 giocano insieme, quindi si conoscono a menadito. Mi ricordo di un centravanti del paese dove abito io che ha segnato una marea di gol, Giancarlo Bramati, penso abbia fatto 250 gol in carriera. Bramati? Sì, è morto tra l'altro. È morto? Sì, aveva avuto delle brutte malattie, però era un giocatore che lui giocava con 4 o 5 giocatori e sapeva sempre dove farsi mettere il pallone e gli altri sapevano dove andava. Dove dargli. Questo Lecco quest'anno in fase di mercato ha cambiato praticamente una caterva di giocatori, sì. Facendo bene, perché poi con un bravo allenatore li ha messi tutti a posto, fa subentrare anche dei giocatori che uno dice ma porco cane, cambia 3-4 giocatori eppure l'assetto della squadra non cambia, il movimento è quello. No, Zironelli è molto posato, si vede che capisce di calcio, sa leggere la partita al momento giusto, i giocatori da far entrare al momento giusto e di conseguenza insomma i risultati ci sono. Poi una persona seria e posata, senza eccessi di particolare modo. Allora, senza fare delle polemiche, però non ha mai parlato dello stato del campo, se pioveva, se c'era bello, se c'era brutto, se il campo era in sintetico invece che in erba verde. Diciamo, attenzione Petrovic, mamma mia, e però ho aspettato infatti c'è Drago che si lamenta, ho aspettato perché pensavo che fosse in fuorigioco, invece non lo era. Lancio lungo, si è trovato tu per tu col portiere e purtroppo ha calciato male. È arrivato anche lì in maniera bella davanti alla porta, poi dopo lì il tiro poteva essere magari gli ha tirato addosso, poteva alzarla o se la tira di mezzo collo gli va dall'altra parte. Sì. Occasionissima. Lui sicuramente non voleva calciare così, l'ha presa male. Sì, occasionissima al 69esimo, peccato perché a me sembra fuorigioco, forse più fuorigioco questo che l'altro, no? E poi nel portarsela avanti, visto se è un po' sbilanciato, l'ha tirata male. Sì. Però l'entrata di Petrovic direi fino adesso positiva, molto positiva. Adesso si prendono per la maglia Petrovic. Non lo tieni tanto facilmente, 1,90 m. Guarda che fisico che c'ha. Qui si strattonano, però il difensore come lo prende da dietro, guarda, gli tira la maglia, quasi gliela toglie. Infatti fallo per il Lecco.
No. Sì, perché Guardaline ha segnato. Era lì, Guardaline è stato su, proprio a due passi, proprio visto proprio l'incontrario. Adesso è Lecco manovrare con Lora in mezzo al campo, si guarda. Altro giocatore che non perde mai palloni, anche quando sembra che li ha persi non li ha mai persi. Masini, Kraja nel cerchio di centrocampo, palla in mezzo, Petrovic cerca di far sfilare la palla, ma cercava di favorire l'ingresso di Ganta da sinistra. 71esimo 1-1. Nel frattempo vi segnalo che Renate ha sostituito Celeghin e Moracchioli, che sono subentrati a favore di Shakir e Marano. Di conseguenza adesso Iocolano riconquista una bella palla che sempre però Petrovic che lotta questa volta è fallo nostro. Sì, però adesso questo voglio dire, questa è la seconda o terza volta che gli fanno fallo o partecipa a un fallo. Anche l'arbitro tira fuori un attimo il cartellino, se gli chiami il giocatore e glielo dici. Dici guarda che la prossima volta ti bastono. Ma gli arbitri hanno delle visioni. Secondo me sono delle visioni perché sono dei mangiatori di funghi peyote con la polenta. Era Ermacora, tra l'altro già ammonito, che ha fatto fallo su. Questo Ermacora è un filosofo greco, no? Sì. Ermacora o Ermacora? Non lo sarà so. Ermacora. Palla in gol, no. Drago sbaglia l'uscita. Io l'ho visto insieme a lui. Drago insomma ha sbagliato ancora l'uscita a vuoto. Kraja non mi sembra una gran serata Drago, no, non mi pare un Drago. Sai perché ho visto ti ho detto gol prima che nascesse l'azione, perché ho visto il Ganz smarcato, guarda dov'era. Ma ha sbagliato proprio l'uscita, non ha preso palla come prima a vuoto. È il 2001 questo. 2001 quel Drago qua, e poi hanno l'altro portiere che è il 2002 loro. Ma ti dico, una volta si sarebbe detto è andato a farfalle, no? Bravo Petrovic, è entrato col piglio giusto, ha sbagliato l'ultima azione, l'ultimo colpo dell'azione, perché se la dava bene a Ganz lo metteva davanti al portiere, avrebbe liberato. Però siamo in un buon momento noi adesso. Iocolano perde palla in un controllo, andiamo in pubblicità. 73esimo fatturato. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. 74esimo, Lecco riconquista palla. Petrovic, allora io dico che Petrovic è entrato benissimo. Sì. Nel frattempo c'è da segnalare la munizione per un'entrata a piede a martello da parte di Lora a metà campo, e si è preso il cartellino giallo per il momento. Adesso Zambataro cerca Zambataro che nel secondo tempo è un po' sparito, forse un po' tanto. È proprio totalmente uscito dalle trame di gioco e non è il solito Zambataro. Come ho detto all'inizio, a metà del primo tempo, insomma, le fasce che hanno sempre contraddistinto questo Lecco per la loro incisività, Giudice e Zambataro. Giudice è uscito per Lora e Zambataro si sono visti poco. Anche perché è una partita bloccata a centrocampo, se giocano qua un po' così, non ci sono quelle belle trame particolari. È un gioco, cioè, posso dire, non ho visto 3 o 4 passaggi di fila sia da una parte che dall'altra, nel senso che adesso parte Masini, ma con parecchi errori dovuti anche alla pressione degli avversari o a passaggi sbagliati. Facciamo un pronostico, dai, chi può essere il match winner del Lecco? Io dico che oggi segnerà Iocolano, oppure ne scelgo un altro, o Petrovic.
Guarda, per me il 75esimo potrebbe finire così, 1-1. Sì, ma se invece dovessi scegliere un personaggio che cambia la partita, chi scegli? Per il Lecco, evidentemente. Iocolano. Te, Paolo? Io Merli Sala. Ecco, su un colpo di testa adesso mi aspettare questi qua nell'ultimo momento, le palle morte, le palle un po' morte e ti può risolvere anche lì. Certo, lui poi Ivan è un giocatore generosissimo. Dopo che segni Merli Sala o che segni, basta segnare. Sì, l'importante è segnare. Adesso è sta manovrando bene per in questa azione. Il Lecco ha superato la metà campo con una serie di passaggi precisi. Zambataro sulla sinistra che dà segni di vita. Sì, grande palla in mezzo. Mamma mia, murato il tiro di Pippo Lora che poteva essere una cannonata. Zambataro sulla sinistra, cross in mezzo. Gol! No, Masini. Volevo dire Masini, Masini, bellissima azione, merito di Zambataro. 75esimo secondo tempo. Dai, su adesso almeno, dai. Grande Masini. Adesso, cari signori di Renate, però grande anche Zambataro, sì, ha dato segni di risveglio. Diciamo che il merito di questo gol buona parte di Zambataro, che ha insistito 2 volte, è sceso, prima ha dato in mezzo. Però cosa vogliamo dire di Masini, che mi sembra che sia al 4º gol? Guarda, bellissimo, ha anticipato il difensore e ci ha messo anche del rischio, per quello ha alzato la gamba e non è facile. Vedi che Zambataro te l'ha messa lì adesso. Guarda, gli ha mangiato il tempo al difensore. Incornata secca, proprio una bomba sotto la traversa. Drago non ha più tutto. Questo è un ragazzo che va avanti. Io sono convinto. Masini è da Genova questo, no? Sì. Questo magari lui è un 2000 Masini è un 2001. Un 2001 dunque. Sì. La Villa può fare tranquillamente. Sì. Questo ha anche la vivacità e la dinamicità del giocatore di categoria. Giorno d'oggi il calcio fatto di fisico e di essere dinamico. Poi è uno che ci crede fino alla fine. Io ho sentito l'allenatore dalla tribuna a volte dirgli: si respira, cioè nel senso riposa un attimo, non puoi andare avanti così. Questo vuole giocare tutta la partita, va negli spogliatoi e corre avanti e indietro. Intanto il fallo per il Renate, viene ammonito Masini. Per entrare sulle gambe dell'avversario. Jacobellis sta dimostrando di essere sempre più pendente in quanto di pisa. Ti ammonisce, però vedi questo è un fallo che l'arbitro non doveva neanche ammonire, perché ma no, è un fallo banale, cioè è un fallo a metà campo, non c'è contropiede. Queste qua sono brutte, perché te l'ho detto, può succedere che dopo però Paolo, cosa puoi fare per evitarlo? Questo era un fallo non da ammonizione, per dare. Secondo me, essendo centrocampo, doveva aspettare un attimino. Lui però non entrare così forte. È giovane, è un ragazzo. Dopo loro si lasciano prendere dall'euforia. Poi sono in trance agonistico, no? Però francamente quest'arbitro qui deve essere lui che giudica, non è lui che deve dire, ma è un fallo così. È lui che deve cercare di capire, perché sennò rischia. Ma per la distinta la vede prima di andare dentro, vede che i ragazzi col numero di che anno sono anche lui, no? Quindi capisce. Se è un fallaccio non fanno che ragionamenti qua. Se è un fallaccio dà la munizione, se è un fallo normale fa finta di girare. No, ma anche perché era un fallo normale fatto nella metà campo del Renate, non c'era contropiede, non c'era. Io posso capire se aveva appena fatto un fallo, ma ci vuole il buonsenso, loro non hanno il buonsenso. 12 minuti di passione, anzi 11 minuti e mezzo di passione, salvo poi il recupero. Finalmente entra Lacti e allora vediamo Lacti che andrà a sostituire Ganz, perché ci mettiamo un po' più coperti. Adesso abbiamo davanti la Torre che è il Petrovic, no? Quindi il Condor, l'opportunista, ci serve meno in questo momento. Sì, adesso la devi un attimino giostrare in quel senso lì, come tu hai detto. Te lì così, non ti andare ancora alla certo, Paolo. Te la registri così e poi dopo sperando che. Nel frattempo siamo giunti all'80°, Renate cerca di manovrare fase confusa nella tre quarti, altro fallo a favore del Renate. Fallo di mano, credo che sia. Adesso tutti in area del Lecco si spingono. Attenzione però, perché sulle ripartenze puoi pagare qua. Quando scendi così, se la palla torna indietro e se non li sei messo bene, vai in porta dall'altra parte. Sì.
mi pare cross in mezzo, mischia, confusione, vediamo, rimessa per il laterale per il Lecco, sì. Va Zambataro a rimettere Zambataro che è vicino al cartellone pubblicitario della Fiocchi Munizioni, esplodi questo tiro. O trasporta la palla, visto che c'è lì Battaglia. Ecco, trasporta la palla e esplodi il tiro. Sì. È bergamasco Zambataro, anche se è nero. Sì. Sì, perché lui è stato adottato. Sì, ma parla difatti un italiano fluentissimo, intelligente, ragazzo che ha studiato. Ma attenzione, Renate riconquista palla, attenzione. Tiro. No, poverino, mi dispiace. Pissardo, che errore madornale, un gran tiro di al solito Galuppini, ma non è possibile, che errore. 81esimo rete del Renate, ennesima rete di Galuppini. Ma cosa hanno da reclamare? Hanno da reclamare quelli del Renate, non capisco per che cosa, perché Galuppini praticamente da 35 metri, se non di più. Questo mi dispiace, Pissardo è un errore che gli passa sotto la palla, ma neanche, è andato con le mani. Se no gli è proprio passata sotto il braccio. Chi è che ammonisce adesso? Vediamo, c'è il cartellino giallo nei confronti di Galuppini, probabilmente o per l'esultanza o per qualcosa che ha detto. Galuppini mi ha già rotto le balle, sei un gran giocatore, ma sei anche un gran pirla, abbiamo preso detto con un francesismo, abbiamo preso due gol, veramente due errori e questo manchiamo di maturità. Allora, questo è un errore del portiere, perché purtroppo Pissardo ha fatto delle cose sensazionali, questo è un errore, dispiace, non lo condanno, ma allora ci condanna invece la regia, che ci manda in pubblicità perché abbiamo bisogno del fatturato. Sono affranto. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Però ci provo e poi alla fine rientriamo in cronaca. 83esimo, stiamo ancora commentando con amarezza questo gol di Galuppini, che è nato da un tiro da fuori area, ma veramente saranno 25 metri, un po' di più, era senza pretese, ha tirato per tirare, tra l'altro centrale, ma ha battuto proprio vicino all'avambraccio del proteso di Pissardo, che però ha sbagliato la tempistica dell'uscita e gli è passato sotto. Io non sono un portiere, questo qua era un tiro Occhio. Era una parata da inginocchiarsi e prendere la palla davanti per evitare che battesse per terra prima. E invece si è tuffato quando non necessitava, ha preso la palla lateralmente e proprio mancato il tempo. Gli va anche bene questo Galuppini qua. Lunedì ha fatto un gol un altro così, che gli ha battuto, ha sbagliato. Segna lunedì, segna oggi, fa una doppietta. Non si discute come giocatore. No, però è chiaro che è anche aiutato la fortuna. Io non lo discuto, perché cosa vuoi discutere? C'è poco da discutere lì. Allora, 84esimo, siamo sul 2-2 Lecco Renate, una classica partita tra due squadre che non si vedono molto bene, anche per i trascorsi della dirigenza del Renate di tanti anni fa nella Calcio Lecco, che lasciarono un po' anche di amarezza, perché non andando d'accordo con la presidenza Invernizzi, la dirigenza del Renate lasciò la Calcio Lecco e finì quell'anno lì con una retrocessione. In Serie D, che ci costò anni e anni di patemi d'animo. Adesso stiamo però ritornando sul campo, c'è un rilancio verso Petrovic che è ben entrato, è stato anche un po' una spina nel fianco per qualche minuto. Adesso però il Lecco non sta giocando in una fase d'attacco, ma
è più attaccato dal Renate, che ci mette un po' in difficoltà. Secondo me, dicevamo in pausa pubblicitaria, un certo shock, anche se è una parola un po' grossa, psicologico, ci può essere, subito, perché insomma era una partita abbastanza tranquilla. Mamma mia, Latti ed è il 3-2. Ma va, 3-2 ancora Galuppini. Tripletta di questo signore, 3-2. Ha sbagliato ancora noi. No, Latti gli ha fornito la palla per andare in porta. Sì. Incredibile. Abbiamo sbagliato a metà campo, palla a Galuppini, che questo ha tirato di sinistro e ha infilato ancora una volta. Allora Galuppini, ma io ti auguro di fare una bella carriera come venditore di gelati e non rompere più le balle alla gente. Qui sbagliato a metà campo. Ma come si fa a dare una palla così a metà campo? Cioè, come fai a girare una palla a metà campo? Vediamo, tiro di sinistro, Pissardo era un po' fuori dalla porta, ma non puoi farci però niente. Era un tiro secco, non poteva farci niente. 3-2. Allora su ragazzi, su che non è ancora finita, su. 87esimo, entrato proprio in questo momento, purtroppo spiace dirlo perché non lo merita, ma quel gol del 2-2 ha condizionato secondo me psicologicamente il Lecco, perché è stato un gol un po' così. Però vediamo se riusciamo almeno a mettere sul piano del mischione, come hanno fatto altre squadre con noi, perché è giusto farlo. Sì, a questo punto adesso vediamo Masini. Forza, dai che non è finita, su. Una rimessa laterale. Siamo in attacco, vediamo di riuscire a fare qualcosa di positivo. Petrovic che si gioca, guadagna niente, rinvio. Però Petrovic non puoi, se devi fare l'attore non puoi giocare lì. Infatti, adesso palla indietro Pissardo, rilancio lungo, vediamo. Abbiamo fatto dei regali Petrovic sulla destra che lancia lungo, purtroppo troppo lungo, e la palla finisce. Iocolano nel secondo tempo un po' sparito. Sparito, non ha toccato un pallone. Cioè non incisivo, non ha toccato un pallone. Adesso fuori Kraja ed entra Morosini. Anche questo è il concetto misterioso. Sì, questo lo devi recuperare, non è messo bene. Ma ci vorrà tempo, perché insomma anche la partita ma di questo è arrivato in prestito, questo non è del Bronx, perché Monte è sotto contratto ancora un anno. Visto che guadagna tanto non domenica scorsa col Mantova insomma è entrato, ma anche l'ingaggio di Iocolano, detto da Maiolo, è 50.000 euro l'anno pagati dall'Eco, ma ci sono gli altri pagati dal Monza, anche se è al biennale con noi. Adesso fase concitata a metà campo, l'Ecco guadagna una punizione, 2 palle in campo, non si riesce a buttarle fuori, quelli del Renate ci mettono anche loro perché non so, però se andiamo a vedere le partite le abbiamo vinte segnando un po' tutti, però però io rimango sempre di quell'idea. Però sai, il problema di fondo è che gli attaccanti che c'erano in giro costano tutti delle cifre, no? È il risultato beffardo, come tutte le partite con questi sommari. Scusate, io non sono sportivo, quindi non riesco ad essere sportivo. È una società che non mi piace, per quanto abbia un seguito notevole sempre di queste 12-13 persone, e probabilmente si diverte. A parte Albino ci abbia messo del nostro. Ho premesso, non sono sportivo perché non quello, purtroppo. Ma chiaro. Oggi ci abbiamo messo del nostro, perché bella palla, dai che buona ancora. Forza ragazzi, stoppala. Adesso Iocolano, Morosini cerca un cross in mezzo, viene ribattuto, il Renate cerca di liberare, entrata due volte del giocatore del Lecco, Lora riconquista palla, serie di batti ribatti, confusione, Morosini in area, palla in mezzo, guadagna, ma niente, non riesce neanche, allora tiragliela forte addosso, almeno la butti fuori, no? Adesso palla laterale, 2 palloni in campo, ma chi è che butta dentro? Sono loro, la panchina della Renate. Io sono antisportivo, questi qui non sono antisportivi, sono il contrario dello sport.
2 palle 2 volte in mezzo, Violano, adesso guarda dove arriva l'altra palla, guarda. Cioè, sono molto agitati quelli, interviene anche il quarto uomo per calmare la panchina del Renate, che chiede che la punizione venga battuta 10 metri più indietro. Vengono accontentati vabbè, se c'è una legge del contrappasso, mischia in area, dovremmo riuscire, insomma, dopo quello che è successo, palla, così non riusciamo più a fare 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero ci segnalano dalla regia, quindi 91esimo, 90. Vediamo di soffrire fino alla fine. Colpo di testa. Spiacerebbe avere violato il campo di casa con questa sconfitta se dovesse maturare, perché io sono uno di quelli che dice che il campo di casa tua non devi mai perdere. Pareggia ma non perdere. Purtroppo è stata una partita, il primo tempo piuttosto combattuto. Attenzione adesso il Lecco, Morosini, fallo e si becca anche il giallo. No, va a scusarsi, è morto il giocatore del Renate. Hanno già chiamato l'impresa Pugni per San Siro, siamo già pronti con le esequie, non ha fatto niente, dai, gli ha toccato la palla della gamba dietro. Esposito, ma è defunto, se già è rinato, Esposito è rinato. Tarantolato, sì. Purtroppo adesso siamo giunti al 91 e 23 secondi, ancora 3 minuti e mezzo di recupero. Renate cincischia per cercare di far passare il tempo, respinta di Merli Sala, il solito lottatore, palla lunga rimessa laterale per il Lecco. Sta accelerando le operazioni il Lecco per cercare di venire a capo di questa situazione. Ma dobbiamo salire però, perché ormai si sta perdendo. Sono 9 giocatori nella metacampo propria del Renate, che ha difeso del risultato, che in questo momento li sta vedendo vincenti per 3-2 sul Lecco. Ricordiamo purtroppo 3 marcature di Galuppini, oggi mattatore in quel di Lecco, per cui però adesso buttiamola su sta palla. Detto francamente sono dispiaciuto, perché è una partita da pareggio, non di più. Zambataro sta facendo il vuoto sulla sua fascia. Adesso ne ha 2, riesce a far palla ancora lei, come l'ha in mezzo. Adesso si propone in avanti Petro, la porta via, la portano via, guarda lì adesso, contropiede, fuori di pochissimo, lei imbecille, fuori di pochissimo, sta rischiando ancora lui, Galuppini ancora, l'imbecille, perché fa anche le scene, no? Ma Merli Sala aveva perso una palla in attacco, contropiede, a tu per tu Galuppini con 92-59, un minuto ancora così a diciamo. Questo punto buttatevi in area, palla in mezzo, vediamo che cosa succede, perché non c'è l'idea nelle squadre non solo dell'Ecco, di quando sono in questi frangenti di buttare la palla in mezzo. Buttiamo la palla in mezzo come si faceva una volta, no? Sì. Cioè dobbiamo costruire che cosa? Cioè manca un minuto? Tutti dentro, fallo ancora di Zambataro, che è entrato piuttosto deciso. Ma questo fa gioco a loro. Sì, ormai 30 secondi, non c'è più niente da fare, presumo. No, ma sono 5 minuti. Manca un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, sì. Ho detto erroneamente io un minuto, perché erano quello, calcolati 4 invece di 5. Intanto Renate... Attenzione, attacchiamoli, su. Forza ragazzi, si porta in avanti, il Lecco recupera palla, lancio lungo, purtroppo per invece la palla va fuori, vediamo se fischia il fallo. Sì, fischia il fallo. Su tutti in area, metti su che il portiere. Buttate la palla in mezzo e vediamo, una spallata, l'ha buttato fuori il campo. E vediamo adesso, mi sa che l'ha anche ammonito. L'ha ammonito. Era Possenti. Squadraccio, io veramente è una delle squadre che non tollero, sono sicuramente di parte, ma non mi piace. Adesso, non come tecnicamente, proprio come mentalità, no? Adesso mancano meno di 30 secondi, punizione. Speriamo in questa ultima azione. 3 quarti campo.
ci sarà la mischia dell'ultima azione probabilmente per il Lecco, l'arbitro guarda in area, palla lunga, Morosini tenta la battuta di testa, liberata la palla, Pissardo 55-56, ripalla ancora lunga. E adesso è finita 3-2 per mestamente per i Renate, una partita veramente incredibile, con un ribaltone 2-1 per il Lecco, ma una partita un po' stregata anche perché soprattutto da degli errori di regalata un po' da degli errori di mentalità sì, perché abbiamo subito l'1-1 subito dopo essere passati in vantaggio, e questo non è la prima volta. Poi siamo stati bravi a fare il 2-1 e poi allora fino a lì abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato concettualmente a gestire la gara. Questi errori di gestione ti portano evidentemente ad avere dei problemi. Dai Galuppini, vai a fare la doccia che magari non ti sei mai lavato in vita tua, su, vai Galuppini, galoppa verso la doccia e vattene. Tutti a complimentarsi prima con Drago per il suo errore, che poi è risultato così non necessario, in quanto poi alla fine Renate ha portato a casa questa vittoria ininfluente, non mi veniva la parola. E adesso abbiamo in linea Walter, se non sbaglio. Walter, ci senti? Sì, vi sento perfettamente. Sì. Grande delusione per questa partita che abbiamo un po' regalato, però. Ma 2 errori clamorosi, uno del nostro portiere, un altro errore clamoroso di Lacti che ha sbagliato. Esatto, Lacti che ha fatto un appoggio che poteva fare il centrocampista attaccante del Renate al suo compagno. Purtroppo, adesso c'è una bellissima scena, comunque i ragazzi sono sotto la curva e la curva gli sta applaudendo. Lo stiamo vedendo. Comunque hanno fatto una buona prestazione, dopo c'è questo fenomeno qua che hanno loro, che come tocca il pallone. Sì, fenomeno, però sai anche qua il gol che ha preso il portiere di Pissardo, quel tiro lì è un errore clamoroso proprio. D'altronde non possiamo neanche buttargli la croce addosso, perché no, ma per amor del cielo sarebbe anche ingiusto. Dico che è una partita che abbiamo regalato e adesso dobbiamo dare a Crema che domenica a riprenderci dei punti, perché non è facile neanche lì, te lo dico. No, assolutamente, purtroppo è andata così. Devo dire che questi sono sempre anche abbastanza fortunati contro di noi, sì. Perché hanno una grossa dose di fortuna, perché se non ci fosse stato l'errore del nostro portiere probabilmente, secondo il mio punto di vista, l'avremmo portata a casa. Assolutamente, sono d'accordo con te. Walter, volevo chiederti, tu che l'hai vista dal campo, sono Giuseppe, dopo l'errore di Pissardo io ho notato, ho visto, percepito un certo disagio psicologico da parte del Lecco. Secondo te l'hai notato anche tu o ho sbagliato? Sai, è stato un po' arrivato così all'improvviso, perché comunque Pissardo è uno che non sbaglia quasi mai. E sicuramente ha spaesato un po' la squadra, però comunque l'errore di Lacti è stato un errore di mancanza di concentrazione. No, ma si può fare, tu fai correre una palla a livello orizzontale sul campo sulla tua fase difensiva, ma stai scherzando? Allora invece il gol che è stato annullato a Petrovic, riguardando le immagini qui dalla tribuna sembrerebbe regolare. Esatto, anch'io l'ho detto fin da subito. Esatto, però sai, dopo se non c'è il VAR purtroppo bisogna accettare comunque. No, ma per questi personaggi con cui abbiamo giocato stasera non serve il VAR, serve il bar, perché sono degli ubriaconi. Lo so. Col senno di poi bisognava dargli 4 legnate, lo so che non è sportivo, però 4 legnate a Galuppini subito. Certo, e questa è la mancanza di esperienza. 4 legnate sportive vanno date. Sportive. Come hanno dato al nostro Tordini la settimana scorsa. Hanno capito che gli creava dei problemi, l'hanno subito legnato, basta. Sì. È arrivato preceduto dalla sua fama di un 2002 che ha fatto già 4 gol, 7 partite e 2-3 assist. Hanno detto te steccalo che poi vediamo. Peccato, perché anche il gol di Masini è stato spettacolare, è stata proprio un'azione bellissima. Sì, l'abbiamo detto. Proprio al 76esimo, ormai mancava un quarto d'ora, 10 minuti alla fine.
Peccato, è andata così. Niente, adesso. No, che errore. La messa in porta a lui. Sì, stavamo rivedendo l'azione Walter dell'errore di Lacti e purtroppo anche no, è stato un errore clamoroso. Tra l'altro sto ragazzo ha giocato già poco, per cui sai. Questo è un cretino però, cioè ha un tipo di risultato, parlo di Galoppini, cretino. Lo so, è un cretino. Lo so. E io mi prendo la responsabilità di dirlo perché è un cretino, perché non si fa questo in uno stadio in cui anche se hai fatto una tripletta tu devi avere il rispetto, perché tu giochi davanti ai nani e sei un cretino. Lo so, però vabbè, cosa deve fare? Purtroppo, così e basta, dai. Purtroppo sono 3 gol tra l'altro nati da errori nostri. Certo, da 3, sì, assolutamente, sì, quindi 3 gol regalati proprio, ma strano perché anche di solito concediamo poco agli avversari, capito? No. Questa è una squadra che ci ha sempre dato fastidio, ma qui però c'è da sottolineare che anche Petrovic, che è entrato bene, i cambi non sono stati sbagliati, è stato un errore, se vogliamo dire che c'è un cambio sbagliato, per la prima volta che vediamo Lacti subentrare negli ultimi tempi, ha fatto una cosa che secondo me ha messo in ginocchio la squadra, perché lo so, certo, sì, poi lì ormai non c'era più tempo per recuperare, figurati. Peccato perché è un'altra occasione persa, se la sommiamo a quella di domenica, insomma. Ci manca, diceva prima Paolo Rosa che è qui con noi, ma manca, è una cosa che io sottolineo da diverso tempo, manca la lucidità e la cattiveria sportiva per chiudere le gare. Forse ci manca anche qualche uomo più di difesa, di esperienza da mettere dentro nei momenti topici, da giocare come si giocava una volta. Quando c'è da spazzare, è inutile fare l'appoggio, partire dalla costruzione, buttala in tribuna, buttala sui pali. Sì. Va bene, dai, ci rifaremo. Grazie mille. Grazie a voi tutti, buona serata, arrivederci. Ciao. Allora, ritorniamo in studio per questa partita che si chiude, è la partita che avremmo tutti voluto commentare in maniera diversa, però si chiude con una sconfitta in casa per 3-2 con 3 gol del diciamo così del Somarello Galoppini dal punto di vista dell'esultanza, no? E ha visto un Lecco che ha regalato dei 3 gol 2. No. Sì. Però questo è quello che passa il commento, questo è quello che dobbiamo analizzare. Sì. Adesso poi ci penserà il mister Zionelli e la società a far capire a questi ragazzi che quando sei in grado di essere in vantaggio di chiudere le partite le devi chiudere, punto. Senza se, senza ma, senza piacersi, senza specchiarsi, buttando la palla di là dalla linea di laterale più volte anche. No, che poi detto francamente sono 3 reti nate da episodi sfortunati da parte del Lecco, perché poi se dobbiamo proprio guardare, insomma, c'è stata anche quell'azione in cui Petrovic è stato fermato e secondo me era in posizione regolare. Io di primo acchito l'ho visto in posizione regolare, quindi che l'arbitro non ci abbia aiutato, ma neanche il commissario di linea, perché voglio dire, cioè lì se tu hai alzato la bandierina hai dato un fuorigioco che da quello che abbiamo potuto vedere mi sembra non esserci, no? Quindi non siamo stati favoriti, non ci stanno favorendo gli arbitri e la società parla poco di arbitri, però forse qualche volta doveva anche far sentire a livello federale un piccolo cenno di contestazione, dicendo scusate però noi qua capisco un errore 2, 3 perché gli episodi cominciano a essere tanti, cominciano a essere tanti. Bene, prima di chiudere Albino volevo dare due parole sulla classifica, visto che ormai le partite c'è il Padova a 23, Alto Adige a 21, Feralpi 20, Renate 20, Provercelli 18, Albino Leffe 17, Lecco 16. Non siamo distantissimi, insomma siamo lì, perché insomma 7 punti dopo 10 partite sono tanti e pochi, considerando anche gli episodi. No, sto guardando la classifica, Paolo, guarda, la Triestina che era partita con il beneplacito di essere una delle candidate alla vittoria finale, sta facendo delle vittorie adesso ultimamente, ma era conciata male. Difatti ancora, nonostante le vittorie, è ancora a 15 punti di un punto dietro il Lecco, che ripeto si trova lì, ormai si trova adesso in 7ª posizione, avendo perso per la prima volta in casa quest'anno. Questa è quella cosa che mi dà più fastidio, più della classifica, perché... Ma guarda che con 4 punti sei terzo, Sì, certo. Cioè questa partita qua anche però vedi, qui si è sistemata le ossa il Renate,
e le ossa noi non ce le siamo sistemate. Purtroppo era una partita, si sentiva che era una partita spigolosa, molto... Il Renate poi perdeva anche 2-0 lunedì. Sì. Sul 2-0 è andato a recuperare. Questo avrebbe dovuto essere una chiave di lettura, secondo me, anche dal punto di vista della preparazione della partita. Vuol dire che hanno l'agio e la capacità di andare a recuperare il risultato. Sì. Così non è stato, non abbattiamoci, andiamo a recuperare i punti persi in quel di Crema, sperando che la Crema sia più dolce di quello che ci siamo mangiati stasera. Va bene. Grazie a tutti. Un saluto da Giuseppe Mazzoleni, Albino Borghetti e Paolo Rota. Grazie a tutti, alla prossima. Buona serata. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.